Bene, buonasera. Aspettiamo qualche minuto per vedere le persone che si collegano. Comunque, intanto comincio a dare il benvenuto a chi si sta collegando. Sono Remo Andrea Politeo, presidente delle Librerie in Comune. Questo è il secondo appuntamento di una serie di 3 iniziative del comitato di Udine per Nudem, che è un comitato che lega le librerie di Udine a vicino e lontano nel segno di Nudem Durak, che è la giovane folk singer turca di origine curda condannata a 19 anni di carcere per aver eseguito in pubblico canzoni popolari kurde. Questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi Federico Venturini, che è colui che ha curato questo ciclo di 3 incontri. Buonasera Federico. Buonasera, buonasera Remo. Di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa in tua assenza, autore di un libro che si intitola come la serie di incontri che stiamo organizzando, quindi la vostra libertà è la mia, che abbiamo presentato anche l'anno scorso durante il Festival di Vicino e Lontano. Questa sera assieme a Federico ci sarà Davide Grasso. Buonasera. Buonasera. Che insegna all'University College di Torino. Loro due parleranno insieme di un tema importante. Il titolo è Siria del Nord-Est, a che punto è la rivoluzione? In queste settimane si sta discutendo di un nuovo contratto sociale, dopo quello del 2014 e del 2016. Vogliamo sapere proprio da Davide Grasso, che è un esperto di questioni di quel territorio. Eccolo qui, il libro si intitola Il fiore del deserto, a che punto è la situazione. Io quindi ringrazio ancora tutti quanti, ricordo che l'appuntamento è in diretta sulla pagina Facebook delle Librerie in Comune e si potrà ascoltare a breve anche sul canale YouTube di Vicino e Lontano. Quindi ringrazio ancora e cedo la parola a Federico e a Davide. Buon ascolto a tutti. Intanto buonasera a tutti e a tutte, e prima ancora di iniziare un grazie veramente sentito alle Librerie in Comune e allo staff di Vicino Lontano per portare avanti insomma questa campagna, questi momenti di informazione in generale sulla questione curda in solidarietà con Nunez Durak e soprattutto anche dalla possibilità di far parlare della situazione di questa prigioniera nelle carceri turche, già ormai da diversi anni, deve scontare questi 19 anni, e speriamo che anche con l'attività che stiamo portando qua avanti a Udine di cercare di smuovere un po' le acque per la sua libertà. Direi di iniziare e prima di cedere la parola a Davide vorrei ricordare che oltre ad avere degli incarichi accademici ed essere uno scrittore di vari libri, Davide è stato in prima linea tra il 2016 e il 2017 proprio nei territori del nord-est della Siria, proprio in prima linea. Quindi inizierei proprio da delle note biografiche per cercare di inquadrare meglio, insomma, con chi stiamo parlando e dell'importanza della sua testimonianza. Se ci può parlare un po' della sua esperienza, come è arrivato ad avvicinare alla causa curda e poi cosa è successo tra il 2016 e il 2017. Sì, intanto grazie davvero di questo invito e soprattutto di trattare di questi temi. Allora, io mi sono avvicinato alla causa curda, ma bene o male un po' a tutte le cause
nazionali ispirate da dei principi progressisti, democratici e non diciamo regressivi fin da giovane, e ho seguito con molta attenzione tutte le situazioni in cui mi sembrava che ci fossero delle ingiustizie, quindi in verità il Medio Oriente è evidente che è stato fin dagli anni almeno dell'università un mio interesse. Devo dire che inizialmente i problemi delle popolazioni arabe mi erano più presenti, perché anche più presenti sui media, anche per i fatti drammatici in Palestina e in Iraq, mentre invece quella curda ne sapevo l'esistenza, ma molto, diciamo, in modo molto superficiale. In particolare sapevo più dei curdi iracheni a causa delle vicende dell'invasione americana dell'Iraq, ma i curdi di sinistra del PKK mi erano praticamente sconosciuti nella sostanza. Poi però è avvenuto questo fatto che ho saputo che le YPG e il PKK, quindi comunque due diversi eserciti, entrambi socialisti e democratici delle forze progressiste kurde, erano protagonisti nel 2014 delle uniche forme di resistenza concreta e efficace a quella che in quei mesi sembrava l'espansione irresistibile dello Stato islamico, dell'ISIS, con tutti i massacri che ne conseguivano. E quindi da lì è nato un interesse non solo da parte mia, devo dire, ma da parte di tanti in Italia, che è diventato anche in qualche modo un certo imbarazzo, e forse anche, perché no, anche un senso di colpa nel fatto che di fronte alla resistenza strenua nella città di Kobane, per esempio, contro l'ISIS da parte di queste forze, erano pochissimi, se non si contavano sulle dita di una mano le persone che erano andati da paesi occidentali a contribuire, mentre non so, dall'Iran, dalla Turchia, dall'Iraq, in tanti erano andati in realtà a Kobane, per lo più curdi bisogna dire, mentre invece non c'era questo, anzi quei pochi che erano partiti erano ex militari dell'esercito degli Stati Uniti, quindi se vogliamo anche delle figure che per chi aveva la cultura da cui venivo io, diciamo, non so, molto di sinistra e anche sicuramente legate all'eredità comunista, abituati eravamo a considerarli un po' l'incarnazione del male. Quindi siamo stati messi in grossa contraddizione da questi fatti, e infine diversi di noi hanno scelto di andare, chi come volontari civili, chi come medici o infermieri, chi anche facendo la scelta di far parte della guerra proprio come militari. Alcuni magari avevano una pregressa partecipazione in altri eserciti, una conoscenza militare, ma in realtà tra chi andava lì per motivi politici, ideologici, legati alle ideologie di sinistra, nella maggior parte dei casi, devo dire, non ce l'aveva, e così era anche il mio caso. E quindi sono stati, diciamo, 2 anni di esperienze tra Medio Oriente e Europa, andando e venendo diverse volte, molto duri per me, ma diciamo è stato un periodo molto più breve di quello di altri italiani, in particolare di Lorenzo Orsetti, che tra l'altro è caduto il 18 marzo del 2019, quindi tra 2 giorni cade l'anniversario, e approfitto per dire che a Firenze tra il 17 domani e il 19 domenica ci sono diversi giorni di ricordo, quindi per chi vuole informarsi su Facebook, sui social e partecipare, ci sono dei ricordi anche alle Porte Sante, al cimitero di Firenze dove è seppellito. Ecco, lui e altri hanno non solo pagato quella vita, ma comunque contribuito più a lungo. Io sono stato un tempo relativamente breve, però devo dire per me lunghissimo, e ho avuto quindi modo da un lato di capire questo, non so, penso sia importante anche visti i giorni che stiamo attraversando, qual è il costo di una resistenza, che però nel caso della Siria del Nord-Est è anche una rivoluzione sociale, e qual è l'importanza dell'indipendenza nazionale, quali sono i valori che vale la pena di difendere persino con la violenza, che pure è una cosa che dovrebbe essere evitata sempre se possibile, e infine anche di capire che esiste una rivoluzione al giorno d'oggi, anche se piccolissima, confinata e assediata in un paese già di per sé piccolo, in una certa regione. Esiste una rivoluzione sociale che si ispira anche alle rivoluzioni dei secoli passati, e che quindi è importante conoscere e continuare a sostenere, a raccontare, ad analizzare. Ecco, quindi da questa tua esperienza poi è nata l'esperienza si è concretizzata insomma nella stesura, nella pubblicazione del libro del 2018, Il fiore del deserto.
con un sottotitolo molto interessante e molto calzante anche degli interventi che stiamo facendo, la rivoluzione delle donne e delle comunità tra l'Iraq e la Siria del Nord. Proprio partendo dal titolo, quindi questa scelta, il fiore del deserto, e anche dal sottotitolo, potresti spiegarci un po' del contenuto di questa pubblicazione? Sì, diciamo il sottotitolo più che non è le comunità ma le comuni, che sono un'istituzione proprio che esiste nella Siria del Nord-Est e che è un po' il fulcro di questo nuovo tentativo di organizzare la partecipazione popolare alla politica e di cercare di creare non una democrazia diretta, completa e assoluta, immediata, perché questa è un po' una leggenda anche che si è creata su questa rivoluzione, ma di andare in tendenza sempre più verso una forma di democrazia diretta, qualificata in maniera molto politica, tra l'altro. E quindi sì, il titolo è perché onestamente il mondo di oggi, così il Medio Oriente di oggi e così purtroppo l'intera Siria sono un disastro e sono effettivamente un deserto delle alternative, un deserto dell'intelligenza, a volte sembra persino un deserto dei sentimenti, almeno per quello che riguarda ciò che identifichiamo grosso modo con la sfera politica, con la sfera pubblica, con la sfera della vita associata. E invece obiettivamente, almeno secondo me, quella rivoluzione è davvero un'eccezione, davvero il fiore nel deserto, come la ginestra di Leopardi, che infatti ho citato all'inizio del libro. Si tratta di qualcosa che non ci si può spiegare come sia emerso, e infatti io mi sono anche divertito, a volte rammaricato, dopo essere stato lì e avendo continuato poi in Europa a parlare di queste cose, nel vedere come in effetti questo sia una cosa che destabilizza molto anche tutta una serie di persone ideologizzate in Europa, diciamo nella sinistra che si dice radicale o nella sinistra immaginaria o marginale che c'è in Europa. Effettivamente il fatto che non si può effettivamente spiegare con nessuno schema perché in effetti quella rivoluzione esista, difficile trovare in una logica marxista o in qualsiasi altra logica, diciamo così, che ha voluto in passato spiegare le rivoluzioni, perché esiste quella rivoluzione lì oggi, proprio in quel punto, con quelle caratteristiche. Quindi è in qualche modo ancora più affascinante scriverne, e quindi ho scritto questo e altri libri sul tema e tra l'altro dopo quel libro ne sono usciti altri di altri autori anche all'estero che hanno anche affrontato questo argomento, su cui per fortuna ora comincia a esserci una certa letteratura. Bene, mi sembra che tu abbia ripetuto più volte la presenza di contraddizioni o di difficoltà a muoversi in solidarietà o ad avvicinarsi con il movimento curdo. E devo dire che anch'io, insomma, nella mia esperienza, diversamente sono stato nel nord-est della Siria, sono stato qui in Turchia in situazioni molto diverse, sicuramente più tranquille. Però è vero che andare a collaborare o muoversi in solidarietà con il movimento curdo è difficile, nel senso non possiamo pretendere, dobbiamo essere pronti a metterci in ascolto, almeno questo è quello che è successo a me. Pretendere di avvicinarci, magari con un certo set di idee, pensando, la rivoluzione, le idee le conosco molto bene, e quindi questa è la via, bisogna fare in questa maniera. Mi è successo diverse volte che ho capito la cosa più importante proprio per cercare di essere realmente d'aiuto al movimento, alle comunità, era quello di mettermi in ascolto, forse il mio pensiero o la mia persona, forse andare quasi in secondo piano
per cercare veramente di capire qual era il messaggio, da dove arrivavano, cosa stavano cercando di fare sul terreno, e di cosa avevano bisogno. E come hai raccontato tu, quello che sta succedendo nel nord-est della Siria sono delle grandi contraddizioni, perché se adesso incominciamo a parlare un po' dei dettagli, sul terreno abbiamo il movimento curdo che inizialmente era alleato con gli Stati Uniti, ed è grazie, insomma, e non possiamo nasconderlo, grazie al supporto dei bombardamenti che è riuscita a essere vittoriosi a Kobane, con grande ovviamente perdita di vite umane, però contemporaneamente adesso abbiamo non solo questa contraddizione di un movimento democratico, ecologista, che mette al primo posto il ruolo della donna, che è alleato degli Stati Uniti, ma contemporaneamente adesso è anche in una situazione molto particolare con la Russia, e dopo il parziale ritiro delle truppe americane ordinato da Trump. Ecco, volevo sapere se magari puoi elaborare sia da una parte se ogni tanto ti sei trovato in delle posizioni difficili, dove veramente non riuscivi a capire che cosa stesse succedendo, quale magari fosse il giusto da una parte, e poi vorrei sapere se ci potresti raccontare un po' cosa sta succedendo sul terreno, se magari hai ancora dei contatti con delle persone, se puoi illustrarci, insomma, che cosa sta succedendo adesso in quei territori. Sì, partirei, mi hai fatto venire in mente un ricordo, partirei da questa volta in cui appunto mentre ero nelle YPG in quel periodo, nel 2016, era il mio turno assieme a uno dei comandanti della mia unità di fare il controllo antimine che si faceva ogni mattina, e sottolineo, perché cominciamo a renderci conto di cosa stiamo parlando, che era un controllo antimine che si faceva senza nessuno strumento tecnico per vedere le mine. Quindi sostanzialmente significava camminare lungo una strada e normalmente se ci fosse stata una mina saremmo saltati in aria, e quindi in qualche modo poi la strada sarebbe stata libera per convogli più grandi e quindi per ridurre, come dire, i danni. Questo è il modo in cui per tutti questi anni le YPG, le YPG, le forze siano democratiche hanno dovuto combattere, cioè senza gli strumenti tecnici minimi che persino mio nonno, che tra l'altro purtroppo è mancato da poco, mi raccontava. Loro durante la seconda guerra mondiale, risalendo alla penisola italiana, avevano questi strumenti per come dire, trovare le mine. Ebbene, questo è il livello di povertà di questo esercito, e quindi anche la quantità di morti, più di 10.000, che ha avuto in questi anni per difendere le libertà conquistate, è dovuta anche a questo livello dell'ingiustizia della guerra in Siria e della guerra in tanti scenari oggi, dove c'è un'altissima tecnologia e ricchezza da parte delle grandi superpotenze, delle concentrazioni di capitale e di potere amministrativo e tecnologico mondiale, e c'è il nulla, diciamo, lasciato a quelli che poi sono le persone che effettivamente si danno da fare in tutti i sensi nella società, e che sono la stragrande maggioranza della popolazione umana. E quella volta, facendo questa passeggiata, diciamo, con Eval Bagher, che era questo comandante di un gruppo della mia unità, non so come eravamo finiti al discorso dell'America, della Russia, perché in realtà già all'epoca c'erano rapporti con entrambe. E lui aveva forse proprio commentato il fatto che io magari così colloquialmente avessi usato delle situazioni in cui devono essere messe da parte anche delle differenze sostanziali e cooperare per quelle che sono invece i fini comuni, che sono per esempio impedire i massacri dello Stato islamico, quelli degli altri gruppi jihadisti. Però noi siamo per una cioè diceva, gli Stati Uniti e la Russia, l'uno e l'altro, sono delle potenze della modernità capitalista. Noi invece come YPG, come YPG siamo le forze che affermano e che proteggono la modernità democratica, che è una modernità diversa che sta nascendo in giro per il mondo, e soprattutto qui in Kurdistan e qui in Siria, e noi la stiamo facendo avanzare e la proteggiamo. Quindi infine noi siamo incompatibili
sia con la Russia che con gli Stati Uniti, ma d'altra parte ci sono dei motivi per cooperare in delle situazioni specifiche. Va detto che questo movimento, che è nato appunto dal Partito di Unione Democratica, che è uno dei partiti della sinistra curda, quello siriano, che poi si è allargato anche a altri partiti e organizzazioni del Movimento per la Società Democratica dal 2011, quando è iniziata la rivoluzione siriana, inizialmente era totalmente isolato. Al massimo c'era una storia più antica, alla fine del Novecento, di movimenti di questo tipo in Siria, che avevano dei rapporti peraltro molto contraddittori con il regime siriano stesso, che a volte li supportava in funzione antiturca. Però in realtà all'inizio della rivoluzione questo movimento curdo era totalmente isolato, e una volta che è riuscito a rompere l'isolamento grazie all'intervento effettivamente degli Stati Uniti e dell'amministrazione Obama, inizialmente molto sporadico, poi più sistematico, nella lotta contro l'ISIS, negli stessi mesi, nel 2015, quando la Russia è intervenuta in Siria, dalla parte del regime, quindi dalla parte di un avversario della nostra rivoluzione, però anche combattendo i gruppi jihadisti Al-Qaeda, che erano un avversario molto più grave e ancora peggiore della nostra rivoluzione. Si è creata una cooperazione già allora con l'esercito russo, in particolare nella regione, nella provincia di Aleppo, con le operazioni Terrifat, nella regione di Afrin, e quindi si è creata una situazione poi negli anni successivi, che esiste ancora oggi, in cui in certe regioni le forze siriane democratiche, il grande esercito curdo-arabo musulmano-cristiano, che appunto è espressione di questa rivoluzione confederale, coopera con la Russia, e in altre invece coopera con gli Stati Uniti. Tra l'altro in alcune zone questo esercito adesso deve cooperare anche con le stesse truppe siriane in funzione antiturca, quindi è una situazione abbastanza complicata, ma il senso di tutto questo è che si tratta di un movimento che ragiona su un livello diverso, che produce delle nuove norme, un nuovo coinvolgimento della popolazione, un'organizzazione istituzionale diversa, un'organizzazione economica che cerca di essere diversa, produce uno stravolgimento delle relazioni di genere, e quindi in realtà si va a scontrare anzitutto contro altri gruppi, altri movimenti, altre sensibilità nella società, perché come tutte le rivoluzioni è un momento di discordia ed è un momento anche di sofferenza, perché i valori della rivoluzione sono valori opposti a quelli di tante persone che non vogliono una rivoluzione, cioè un capovolgimento di certe relazioni sociali, siano esse appunto economico, di genere o politiche. E quindi il primo scontro è all'interno della società, come del resto in Siria da 10 anni e anche già da prima. E su questo si sovrappongono le potenze regionali e mondiali, che per motivi del tutto diversi e mai comunque inclini a un capovolgimento delle relazioni sociali da parte di nessuna delle potenze, però possono avere interesse parziale, momentaneo, a sostenere questo o quell'altra forza. Voglio anche sottolineare che, per esempio, l'amministrazione autonoma del Nord-Est, che è quell'istituzione che oggi è il risultato di questa rivoluzione, non è stata riconosciuta da nessuno Stato al mondo, da nessuna organizzazione internazionale, né gli Stati Uniti, né la Russia, né il regime siriano, né altri, né l'Italia ovviamente, hanno dato il benché minimo riconoscimento giuridico a questa istituzione, che non è mai stata invitata né ammessa a nessun negoziato internazionale sulla Siria, contrariamente a quasi tutti gli altri attori siriani, anche i peggiori, anzi le forze di occupazione turca in Siria difendono dei gruppi jihadisti che hanno da 10 anni accesso a questi negoziati, addirittura il loro sedicente governo ad interim è sostanzialmente riconosciuto persino dall'Italia come legittimo rappresentante delle aspirazioni del popolo siriano, e questo per compiacere la Turchia. Quindi questo per dirvi quanto in realtà sia una leggenda il fatto che gli Stati Uniti o altri paesi supporterebbero questa rivoluzione. C'è stata sicuramente una cooperazione, e per fortuna c'è stata, e per fortuna c'è ancora, sia con truppe russe che statunitensi, per delle finalità buone, che sono quelle di reprimere l'ISIS come ormai movimento clandestino nella zona orientale della Siria, e reprimere, se possibile, in cooperazione con la Russia, i gruppi jihadisti sostenuti dalla Turchia nella zona più occidentale. Però in realtà non c'è nessuna intesa, nessun riconoscimento sul piano sostanziale, che è quello poi di creare quei rapporti sociali, quelle novità politiche che rappresentano la lotta contro il jihadismo, l'islamismo o quello che può essere qualsiasi ideologia reazionaria, anche simile a quella del regime siriano in Siria,
attraverso le riforme il benessere della popolazione e quindi togliendo, diciamo, anche l'acqua in cui tutte queste forme di nazionalismi esasperati, fascismi, fondamentalismi religiosi nuotano, che è appunto senz'altro, tra le altre cose, il malessere sociale. Ora io, come è stato detto, leggendo questa breve introduzione all'inizio da parte di chi ha presentato, volevo mettere in evidenza appunto che questa amministrazione del Nord-Est in questo momento in una fase particolare, anche se non se ne parla più tanto, perché sta cercando con tutti i suoi rappresentanti delle varie comunità, i rappresentanti delle varie lingue, delle varie sensibilità, parti politiche coinvolte in questa rivoluzione, di scrivere una sorta di contratto sociale, o meglio, un contratto sociale vero e proprio, che sia la legge fondamentale che regola e che diciamo, elenca i principi di questa amministrazione. Non è la prima volta, in realtà il primo contratto sociale era stato scritto nel 2014, il secondo nel 2016, adesso però c'è bisogno da anni di riscriverlo perché si è enormemente allargato questa esperienza. Proprio in queste ore il comandante più alto delle forze siriane democratiche, che si chiama Eval Mazloum, ha mandato un messaggio via Twitter in cui faceva notare che ricorreva da poco l'anniversario, il 12 marzo, della grande insurrezione curda del 2004 in Siria e il 15 marzo dell'inizio della rivoluzione siriana del 2011, e che tutte e due queste date, in qualche modo l'esperienza curda e quella più generale siriana, devono essere, come dire, al centro dell'idea di riuscire finalmente a cambiare la Siria. Dopo tanti anni di guerra, dopo 11 anni di guerra civile in Siria, effettivamente questa amministrazione è l'unico risultato di questa rivoluzione, e peraltro l'unico positivo, perché purtroppo ci sono stati tanti altri risultati, anche chi ascolta lo ricorderà, in questi anni terrificanti di questa discordia all'interno della Siria del Medio Oriente. Questa amministrazione adesso comprende non soltanto il Rojava, e cioè le zone kurde, maggioranza kurda del nord sul confine con la Turchia, ma comprende territori molto più vasti che in maggioranza sono popolati da arabi, e una popolazione molto ampia, su territori molto ampi, controllando tra l'altro la maggior parte delle risorse energetiche della Siria e la maggior parte della produzione di grano della Siria. Quindi in teoria sarebbe anche una micropotenza economica all'interno del contesto siriano, se non fosse sotto embargo turco e se non avesse appunto una serie di problemi con il governo siriano in primis. Questo contratto sociale dovrebbe permettere di coinvolgere nella scrittura di un documento che, come i precedenti, dovrebbe innanzitutto assumere una ratifica generalizzata di tutte le convenzioni internazionali sui diritti umani, sui diritti della donna, sui diritti del fanciullo. Dovrebbe prevedere una divisione dei poteri, di nuovo, diciamo, per quelle che sono le istituzioni più verticali che esistono, istituzioni provvisorie di questa rivoluzione, e dovrebbe, e anche tra l'altro una forma di Stato di diritto per quanto riguarda questa sfera. D'altro lato dovrebbe, nelle intenzioni, anche regolare il rapporto tra queste istituzioni, consigli esecutivi, legislativi e giudiziari delle varie regioni in cui l'amministrazione è divisa, anche regolare il rapporto di queste istituzioni più tradizionali, che somigliano un po' a quelle di uno Stato, di un governo, diciamo, secondo la logica di Montesquieu, con invece proprio queste migliaia e migliaia di comuni popolari che esistono sul territorio, di cooperative socialiste, di assemblee delle donne, di realtà che vengono dal basso e che sono la vera essenza del processo rivoluzionario. Queste realtà, in realtà, con questi due livelli, l'amministrazione vera e propria, che ha anche un ruolo diplomatico e naturalmente è strettamente collegata all'esercito, alle forze democratiche siriane, e quest'altra parte, che è quella di massa, le comuni, quella che prova anche a portare avanti le logiche più radicali sul piano della giustizia sociale, della giustizia di genere, non sono sempre necessariamente andate di pari passo, perché hanno delle funzioni diverse, perché sono quindi anche animate a volte da militanti diversi che si trovano a fare lavori differenti, gli uni magari più su un piano realistico, diplomatico, di necessità urgenti, politiche generali, gli altri invece impegnati su un piano molto ideologico ma anche molto concreto nella società, e tenerle assieme, conciliarle e conciliare tutti i nuovi soggetti inseriti dalla guerra contro l'ISIS, dalla liberazione dei territori arabi, nella partecipazione attiva a questo processo è la grande scommessa di questi anni.
consideriamo che le comunità che sono state liberate dall'ISIS più recentemente, per esempio le comunità di Deir el-Zor, le comunità di Al-Tabqa, di Manbij e anche in parte di Raqqa, sono comunità dove accanto a delle forme di attivismo civico, di militanza politica, di naturalmente individualismo come ci possono essere in tutto il mondo, però c'è una forte presenza tradizionalmente anche di strutture familiari importanti, di strutture claniche che hanno un ruolo sociale e politico importantissimo in quelle aree. E in quelle aree quello è il modo in cui le persone, o molte persone, ancora oggi considerano di dover partecipare alla vita collettiva. Quindi c'è anche una certa fatica o riluttanza da parte di molti a pensare che si vada come individui a partecipare alle assemblee delle comuni o a creare nuove cooperative, senza che, come dire, la struttura, per esempio, clanica familiare di appartenenza abbia dato un'indicazione in quel senso. Quindi questo da un lato è un problema enorme che ci riporta ai fondamentali proprio di cosa significa cambiare una società e anche degli interrogativi su quale sia il modo giusto di cambiarla, però dall'altro lato provoca anche la necessità di questo movimento di rapportarsi con quella parte delle strutture tribali, dei leader locali, dei notabili locali, che accetta comunque di confrontarsi con questo percorso, perché non tutti lo accettano. Anche perché, qui vengo al secondo punto, l'elemento qualificante di questa rivoluzione è sempre stato l'insistenza sulla trasformazione di genere. Questa rivoluzione si basa su un pensiero politico che innanzitutto è dovuto al lavoro di Abdullah Öcalan in carcere, dai suoi scritti in carcere. Abdullah Öcalan è presidente del PKK, un grande intellettuale e militante curdo che è in carcere da più di 20 anni in Turchia, e questa persona, anche influenzata dalle teorie di Maria Mies, di Marray Bookchin, di altri autori, ha tirato fuori una teoria notevole, a volte non sempre difficile non sempre facile da leggere, a volte da decifrare, ma comunque una teoria completa e complessiva di come ripensare il socialismo e la democrazia in questo secolo. Questa ideologia viene applicata in quella rivoluzione soprattutto da parte dei militanti, ma devo dire con le donne come avanguardia, e si rivendicano come tale, e hanno costituito dei comitati di genealogia, che significa la scienza della vita, ma soprattutto la scienza delle donne, per come dire, promuovere, rielaborare e mettere in pratica questa filosofia. E sostanzialmente questa filosofia vede proprio nelle donne la prima colonia e l'elemento di, come dire, il gruppo sociale oppresso in primis nell'umanità, ma anche quello in cui ci sono i germi di una liberazione complessiva dell'umanità. E quindi le donne assumono un ruolo centrale anche rispetto ad altre contraddizioni che questa rivoluzione vuole affrontare, come quella nazionale, quella del rapporto tra i giovani, le giovani generazioni, le generazioni precedenti, quella dei rapporti di classe, dei rapporti sociali e del mondo del lavoro, ma quella delle donne è considerata la contraddizione fondamentale, per usare una terminologia diversa. E quindi, per venire al dunque, ci sono tutta una serie di trasformazioni, in primo luogo di protagonismo delle donne nelle istituzioni, di quote di genere in tutte le istituzioni, la creazione di decine e decine di cooperative femminili, il fatto stesso che tante donne adesso lavorano, prima non lavoravano neanche, ma soprattutto ci sono delle leggi che hanno trasformato il codice civile, il diritto di famiglia siriano in quelle regioni, in una maniera del tutto favorevole all'autonomia e alla libertà delle donne, togliendo di mezzo alcune questioni che sono giudicate incompatibili con quest'ultime, che sono da un lato il delitto d'onore, che ancora era tollerato dallo Stato siriano, o la poligamia, il matrimonio con minori e tutta una serie di altre questioni, avviando anche una serie di processi autonomi femminili di lotta contro le violenze maschili sulle donne, in particolare le violenze domestiche. Tutto questo disturba sicuramente da un lato inevitabilmente noi uomini, perché i nostri privilegi come uomini li abbiamo, siamo cresciuti con essi, e quindi non solo io ma tutti, anche gli uomini occidentali con cui sono stato lì, tutti quanti avevamo comunque il nostro imbarazzo, i nostri problemi nel vivere all'interno di una società in cui le donne stanno facendo una rivoluzione, impongono ad ogni istante, anche soltanto nella relazione immediata con noi, come dire, la realtà, la verità concreta di questo, anche nel modo di parlare,
nel modo di discutere, di comportarsi, oltre che nelle norme di convivenza, ma anche delle donne possono essere ostili a questi cambiamenti, perché ricordiamoci, non è che gli operai sono tutti comunisti o i popoli dei paesi colonizzati sono tutti anticoloniali o ancora appunto le donne sono tutte femministe. Ci sono idee diverse, trasversali ai soggetti sociali. In effetti in Siria ci sono tantissime donne che considerano obbrobriose queste riforme. Ci sono le donne che hanno deciso di parteggiare per l'ISIS, per esempio, anche ancora adesso lo fanno nelle prigioni, nei campi profughi dove sono state rinchiuse dopo la sconfitta. Quindi tutti questi problemi vengono anche interpretati da alcuni leader tribali che per conservare il proprio potere sulla società in quei territori si oppongono e fomentano l'opposizione a questo tipo di riforme, normalmente tra l'altro sottolineando molto soprattutto questo aspetto delle donne, che un po' in tutto il mondo sembra oggi essere quello fondamentale, che ha, come dire, più seguito, che più coinvolge, ma anche che più fa innervosire chi vi è ostile, e questo sicuramente la Siria non fa eccezione, anzi la Siria è comunque una società molto patriarcale, molto tradizionale. C'è anche una certa religiosità che non sempre aiuta, dal momento che i dettati religiosi comunque sono stati scritti, diciamo, nelle loro fonti molti secoli fa, e quindi non sempre rispecchiano, diciamo, una mentalità di questo tipo. Tutto questo a cosa porta? Porta al fatto che chi si vuole opporre oggi nella Siria del Nord-Est può scegliere sostanzialmente tre strade: o sostenere i gruppi jihadisti alleati della Turchia, che hanno già con l'aiuto dell'esercito turco occupato diverse zone dell'amministrazione, Afrin nel 2018 e altre due città, Serkanie e Tel Abed nel 2019, o addirittura entrare nelle cellule dormienti dell'ISIS, che continuano ogni giorno ad attaccare con attentati queste istituzioni, ogni settimana uccidere i rappresentanti civili o i combattenti o le guardie rivoluzionarie, oppure anche sostenere il regime siriano. Ci sono molte persone che per esempio manifestano oggi nelle città Qamish, Loman Beach, sventolando i vessilli del regime, la foto di Bashar al-Assad, dicendo che è ora di finirla, insomma che torni lo Stato, basta con queste strane idee. E quindi si crea una situazione molto particolare, per concludere, cioè oggi abbiamo da un lato una situazione di emergenza perché questa rivoluzione è sotto attacco da tutti i lati, ha un nemico interno, l'ISIS, che continua a attaccarla, e da un nemico semi-interno che è il regime siriano, che comunque è una realtà statale nazionale con cui dei rapporti bisogna averli, e tra l'altro appunto ha anche delle truppe, un'interlocuzione con la Russia in alcune zone, quindi è un attore con cui bisogna fare i conti, soprattutto dopo che la Russia attraverso i consigli di sicurezza è riuscita a far chiudere l'unico valico che le Nazioni Unite potevano utilizzare per entrare nell'amministrazione e portare aiuti sanitari. Faccio notare che questa cosa la Russia l'ha fatta esattamente quando è iniziata la pandemia, guarda caso, quindi l'ha fatto con l'appoggio della Cina, quindi adesso l'amministrazione per tutti gli aiuti, per esempio per il Covid o per qualsiasi altro problema sanitario, deve per forza relazionarsi col regime. Dall'altro lato è sotto assedio perché la Turchia ha occupato diverse sue zone, delle zone tra l'altro economicamente molto ricche, simbolicamente importantissime come Afrin, o ha occupato delle zone come Serkanie dove c'è un impianto idrico, quello di Suluk, che è fondamentale per l'approvvigionamento di acqua e che la Turchia chiude adesso, e quindi l'intera regione di Hassak, a 500.000 di persone, si trova frequentemente assetata e senza la possibilità di lavarsi, di avere acqua corrente. Tutto questo esaspera la popolazione, ma rende anche più difficile il processo rivoluzionario. Per esempio, tutto questo coinvolgimento della popolazione nelle comuni, in queste assemblee che devono autogovernare per quello che è possibile i territori, è diventato più difficile negli ultimi anni, perché le persone non ce la fanno a occuparsi di cose del genere se non hanno l'acqua, se sono sotto embargo, se sono continuamente sotto i bombardamenti turchi che continuano nel silenzio internazionale quasi ogni giorno in quella regione. E quindi le comuni di fatto cercano di sopravvivere e di gestire l'emergenza, ma le comuni come istituzione, da che mondo è mondo, non vengono create delle rivoluzioni per gestire un'emergenza. Certo, vengono create durante l'emergenza rivoluzionaria, ma il sogno è quello invece di allargare partecipazione, la felicità e di produrre del benessere e dare più potenza
alla vita popolare. E invece l'emergenza continua, la guerra e l'embargo, questo lo rendono meno possibile. Dall'altro lato ci sono tutte queste opposizioni, addirittura una serie di strutture tribali hanno minacciato una specie di insurrezione o di togliere il loro sostegno se verrà approvato un nuovo codice che è in preparazione, che regola per filo e per segno il diritto di famiglia, tra l'altro un testo estremamente interessante per tante ragioni, appunto, e quindi c'è uno stallo, diciamo, è già un anno di fatto che questo testo è lì fermo nel Consiglio legislativo, perché ci sono questi equilibri sociali e politici all'interno difficili. Addirittura i programmi scolastici delle nuove scuole che sono state create vengono contestati da queste forze conservatrici, reazionarie di destra che manifestano contro i programmi di genealogia nelle scuole, a Deir el-Zor, in altre regioni, e quindi noi abbiamo oggi anche dei compromessi che sono stati fatti. Per esempio, queste materie vengono insegnate nei curricula confederali che esistono nelle zone kurde, in alcune zone arabe. Per esempio Raqqa è una delle migliori come possibilità di penetrazione della dimensione rivoluzionaria, mentre invece Deir el-Zor, Amman Beach purtroppo vengono utilizzati o nel primo caso dei curricula dell'UNICEF o nel secondo caso proprio i curricula tradizionali dello Stato siriano. Sono delle forme, diciamo, anche di compromesso, di bilanciamento che continuamente questa rivoluzione deve fare, e questi sono, diciamo, il continuo stato d'assedio di una rivoluzione, e nei fatti credo che qualunque rivoluzione della storia abbia dovuto confrontarsi con questo tipo di situazioni. Mi sembra veramente molto, molto chiaro, una panoramica veramente molto generale, e di nuovo ho risentito, insomma, il continuare a questa tensione tra una certa tensione utopica e poi la difficoltà, gli imprevisti che inevitabilmente si trovano sul terreno, dalle alleanze con gli Stati Uniti, alleanze o comunque collaborazioni con gli Stati Uniti piuttosto che con la Russia, e poi ovviamente anche cercare di mantenere insieme una sorta di unità nonostante delle difficoltà di tipo religioso, tribali, degli ostacoli, e poi appunto questa tensione utopica che viene esplicitata nel contratto e nelle idee politiche del federalismo democratico. Io adesso vorrei farti una duplice domanda. Da una parte, un po' per finire questo aggiornamento sulla situazione nel nord-est della Siria, vorrei sapere se secondo te quello che sta succedendo, le drammatiche informazioni, insomma, che ci giungono dal conflitto in Ucraina, se questo in una qualche maniera avrà degli impatti o sta già avendo degli impatti sulla situazione sul terreno nel nord-est della Siria. Questa è la prima parte. E la seconda parte della domanda è se l'idea del confederalismo democratico può in una qualche maniera aiutare a una possibile soluzione del conflitto, ovviamente in maniera utopica, però anche di fronte alla guerra in Ucraina, ovviamente ci troviamo come sempre di fronte a molte contraddizioni. Una guerra che è stata assolutamente scatenata senza una guerra sanguinaria, con possibili crimini contro l'umanità da parte della Russia, però contemporaneamente dobbiamo anche prendere atto che c'è stato un continuo espansionismo della NATO, e che è stata vista come una provocazione da parte della Russia. Dobbiamo un'altra contraddizione dei reparti nazionalisti o nazisti all'interno dell'Ucraina, che fortunatamente, insomma, riescono ad avere una resistenza veramente incredibile,
che nessuno insomma si aspettava, nonostante i massacri di civili, però ovviamente spalleggiati da armi della NATO, insomma, del mondo occidentale, che sicuramente progressisti non sono. E meno male contemporaneamente che ci sono questi supporti per sopravvivere all'attacco della Russia. Quindi di nuovo siamo in un mondo di contraddizioni. Quindi volevo sapere, per fare un riassunto, da una parte se quello che sta succedendo in Ucraina avrà un impatto su quello che sta succedendo nel nord-est della Siria, e se da un punto di vista politico, sociale, il confederalismo democratico ci potrebbe dare degli strumenti di lettura e possibilmente delle vie di uscita di fronte a queste contraddizioni. Allora, l'impatto sulla Siria, in particolare sulla Siria del nord-est, purtroppo queste vicende ce l'hanno già avuto, perché è successo in 2 momenti che la Turchia, anzi in 3 momenti, uno è quello attuale, ma prima di quello attuale, in altri 2 momenti la Turchia si è proposta come mediatrice tra l'Ucraina e la Russia. Questi 2 momenti precedenti a quello attuale arrivavano prima di quando iniziasse l'invasione russa dell'Ucraina, diciamo a partire da gennaio sostanzialmente e attraverso febbraio. Chi come noi segue la situazione in Siria ha visto che casualmente in tutti e 2 quei momenti, negli stessi ore, negli stessi giorni in cui Erdogan in qualche modo aveva dei colloqui con per esempio Biden per cercare di capire come interfacciarsi con Putin, avvenivano delle operazioni militari su scala molto più ampia contro non soltanto l'amministrazione del nord-est, che è eletta primo nemico da parte della Turchia, non solo perché c'è di mezzo la questione curda, che è una questione antica per il potere turco in quella regione, ma anche perché appunto ideologicamente in questo momento in Turchia c'è il massimo del conservatorismo islamista e quindi non viene ben vista una rivoluzione democratica, femminista e socialista. Ma appunto soprattutto a febbraio c'è stato un bombardamento che è andato anche a colpire non soltanto molte comunità kurde in Iraq, ma anche le comunità eside, cioè di questa minoranza di lingua kurda di una religione molto rara e particolare che ha subito un genocidio da parte dell'ISIS alcuni anni fa. Quindi diciamo una violenza dispiegata che si è fatta scudo ancora una volta delle capacità diplomatiche che la Turchia ha sempre avuto e che sicuramente Erdogan sa in qualche modo anche potenziare con la capacità sua e del suo entourage. Vorrei ricordare che le invasioni turche di cui parlavo prima sono state nel primo caso ad Afrin permesse proprio dalla Russia volontariamente, nel secondo caso a Serekanie dagli Stati Uniti, quindi questi 2 presunti alleati al momento del bisogno hanno sempre naturalmente privilegiato l'alleato statale, l'alleato potente nella regione, per quanto ideologicamente lontano diciamo, dalle dottrine politiche prevalenti tanto in Russia quanto negli Stati Uniti. Eppure questo è il tipo di mercanteggiamento che fanno gli stati nazione tra di loro. Ora, è probabile che queste cose continueranno. Io per esempio mi auguro che la mediazione turca in atto tra l'Ucraina e gli Stati Uniti tra l'Ucraina e la Russia in queste ore abbia successo, perché io non posso augurarmi che non abbia successo, però so che se avrà successo questo costerà del sangue in Siria. Io lo so, magari alcuni che ascoltano possono rimanere stupiti, anche forse increduli rispetto a una descrizione così interconnessa di questi scenari, ma davvero se si va nel dettaglio, se si segue nel dettaglio il mondo globalizzato di oggi, è proprio così. I mercenari jihadisti utilizzati dalla Turchia contro le forze siriane democratiche in Siria sono stati poi trasferiti in Libia, in Azerbaigian a combattere contro l'Armenia, addirittura in Kashmir a combattere contro le truppe indiane. Adesso si vocifera di una loro partecipazione in Ucraina che onestamente non risulta, quindi ho visto anche Lucio Caracciolo che diceva in televisione queste cose, ma non risulta da nessuna parte che ci sia per ora nulla del genere. Però in ogni caso l'interconnessione non passa soltanto per i foreign fighter cosiddetti o i militanti che passano i confini e combattono da un lato e dall'altro. Quello è un elemento importante, ma c'è di più, c'è proprio il fatto che
per esempio le truppe statunitensi o le truppe russe che sono lì come interposizione, che di fatto hanno una funzione implicitamente anche antiturca, perché altrimenti la Turchia vorrebbe invadere tutta quella zona, è chiaro che sono più prone alle pretese di Erdogan se hanno qualcosa da perdere, perché magari in altri scenari stanno utilizzando la Turchia come mediatore per questo o quell'aspetto. Vorrei ricordare che pochissimi giorni dopo che Trump ha fatto ritirare le truppe americane per permettere l'invasione turca, 10 giorni dopo al-Baghdadi è stato ucciso dagli americani in una zona che è sotto il controllo della Turchia in Siria. Quindi poi cosa si fossero detti in quella famosa telefonata che ha dato avvio a questa tragica guerra del 2019, possiamo forse anche immaginarcelo da questo punto di vista. In ogni caso, temo che ci potranno essere delle pessime conseguenze per quelle popolazioni se il ruolo della Turchia aumenta in questa mediazione, così come per i palestinesi se aumenta quello di Israele. Questo è il mondo in cui viviamo e quindi direi è il mondo che dobbiamo continuare a cercare di cambiare per una questione di dignità, cioè di amor proprio di tutti noi come individui, perché non è possibile essere complici o sopportare o non fare tutto quello che possiamo finché siamo in vita per cambiare uno stato di cose così primitivo. Da questo punto di vista penso che senz'altro le idee di Öcalan, le idee della genealogia, le idee della rivoluzione confederale possono dare un enorme contributo. Penso che soprattutto nella situazione ucraina sia pertinente la questione della nazione democratica, che è la stessa che si cerca di applicare in Rojava e nella Siria del Nord-Est, che si basa sostanzialmente sull'idea che da un lato il sentimento nazionale è qualcosa non solo di inevitabile, ma anche di positivo, che la Welat in curdo c'è in qualche modo non soltanto la nazione, ma più in generale il tuo luogo, il tuo essere, la tua percezione di te, che può essere quella di essere curdo, di essere ucraino, di essere russo, di essere italiano, di essere piemontese, di essere catalano, siciliano, qualsiasi sia sul piano, come dire, linguistico, della tradizione, dell'identità culturale, però può anche incrociarsi, per esempio, con altre Welat, con altre identità, che sono, per esempio, l'essere donna, l'essere giovane, l'essere, perché no, un operaio, l'essere una persona che ha una certa identità, un certo bagaglio. Ora, una nazione dovrebbe essere costituita, secondo questa dottrina, da tutte queste Welat, da tutte queste identità al loro massimo splendore, non dovrebbe basarsi sull'idea di livellarle sul grigio, di appiattire tutte le differenze. E questo è il grande errore, voglio dire, non della NATO, a mio avviso, non del governo di Kiev, il grande errore del popolo ucraino che ha votato in questi modi, in questi anni, per delle idee che di fatto sono quelle dello Stato-nazione classico, non perché io adesso voglia dire in maniera un po' patetica che gli ucraini devono votare per una diciamo sfera utopica della politica. È evidente che per adesso gli stati-nazioni sono solidi, che chi deve pensare al proprio futuro, alla propria vita concreta, non può che muoversi all'interno di queste strutture logiche politiche. Ma quello che voglio dire è che troppo spesso in Ucraina, secondo me in tanti, hanno votato dei partiti che per esempio hanno voluto semplicemente negare l'esistenza delle minoranze in Ucraina che continuavano a insistere, a chiedere di essere tenute in considerazione, che non erano d'accordo con la politica filo Unione Europea, filo occidentale e che chiedevano autonomia amministrativa nelle regioni orientali soprattutto del paese. Queste entità sono state trattate come terroristiche dai governi eletti dagli ucraini. Quindi questo tipo di concezione aggressiva della politica e della vita all'interno di una nazione, la stessa che è portata avanti anche per esempio da certi sostenitori del governo di Assad in Siria, da un certo nazionalismo arabo antiquato che pensa di livellare lì tutte le differenze. Ora io credo che davvero questo tipo di questione debba essere posta, che l'idea di nazione che dovremmo cercare di costruire è quella che si basa sul decentramento amministrativo e sul riconoscimento di autonomia tendenzialmente all'interno del territorio nelle forme più o meno vicine all'autogoverno a tutti coloro che lo desiderano, per mantenere unite le comunità e per non dover smembrare poi i territori nazionali, gli stati nazionali, magari sotto l'influsso di potenze esterne di una o di un'altra collocazione geopolitica che li vogliono utilizzare per i loro fini. E poi la seconda cosa, anzi ultima, che aggiungo è che
appunto quello che dobbiamo però tenere in conto nella politica in generale, credo che questo lo insegnerebbe in teoria la vicenda ucraina, ma non mi sembra lo stia insegnando abbastanza, è che noi dobbiamo partire dalle persone. Cioè noi dobbiamo valutare quello che succede in Ucraina a partire dalle persone che sono sotto le bombe, dalle persone che prima che iniziasse la guerra erano in quelle città e facevano la loro vita. Quelle persone non sono né la NATO né la Russia, quelle persone hanno le loro discordie interne al paese, interne alle loro città, che sono discordie politiche, sul modello politico da adottare, sulle leggi da adottare nel loro paese. Allora è su questo punto che noi dobbiamo intervenire. Nel momento in cui tutte queste persone adesso sono aggredite da un'invasione, di una violenza inconcepibile, tanto più in queste ore, dobbiamo in ogni caso renderci conto che qualsiasi popolazione nel mondo che è oggetto di un'aggressione straniera ha diritto di difendersi e di scegliere il modo in cui vuole difendersi. E se noi vogliamo supportarla, la possiamo supportare. Se la vogliamo supportare attraverso le istituzioni italiane, possiamo farlo. Se vogliamo supportarla fuori dai canali istituzionali italiani, possiamo farlo. Se vogliamo lasciarli al loro destino, se vogliamo disinteressarci di loro, come abbiamo fatto in tanti altri casi, possiamo fare anche questo. L'importante è che diciamo chiaramente quello che vogliamo fare. È ora di finirla, secondo me, con questi discorsi secondo cui gli ucraini devono essere liberi, ma per carità non possono scegliere il modello politico, eventualmente quello dell'Unione Europea, che liberamente scelgono quando votano, oppure devono essere indipendenti, ma non devono fare la resistenza contro l'invasione russa perché è violenta e porterà a un peggiore disastro, come hanno detto certe forze di sinistra a partire dalla CGIL, oppure devono fare la resistenza armata, ma noi non gli diamo le armi perché se le devono trovare in un altro modo. Sono tutte delle problematiche psico-intellettuali che hanno le persone che non sono coinvolte nei conflitti. Le persone che sono coinvolte sanno che o si arrendono o riescono a mettere in piedi una forma di resistenza non violenta, non so bene come, oppure in qualche modo qualcosa devono fare. E quindi io non è che ho delle ricette, però l'unico appello che mi sento di fare, anche proprio sulla base di un'esperienza come quella del Rojava, durante la quale mi spiaceva immaginare che ci potesse essere qualcuno che avrebbe voluto magari me e altri miei compagni in più, oltre a Val Bagher che ho citato all'inizio, che poi è caduto in battaglia a Manbij una notte che eravamo lì in operazione. Ebbene, magari persone che avrebbero voluto più di noi morti, più civili ancora morti o non liberi, purché comunque certi bandiere ideologiche venissero rispettate, quindi non si fa la cooperazione con la Russia, non si fa la cooperazione con gli Stati Uniti, o non si usa la violenza, non si prendono certe armi. Insomma, sono cose drammatiche quelle che stanno succedendo in Siria e in Ucraina. Bisogna cercare di avere rispetto e di mettersi dalla parte delle persone. Una volta che si riuscisse a ottenere la pace, è importante anche poi cercare di sostenere quelle persone che hanno le idee più avanzate, quindi sicuramente non ci mancherebbe altro i fascisti o altri gruppi in quel paese, ma neanche chi continuasse a pensare un'Ucraina che non tiene conto delle differenze politiche all'interno del paese. Grazie Davide, grazie anche per la franchezza di affrontare tematiche che sono molto vive e sono anche molto difficili da affrontare. Direi che se non ci sono altre domande possiamo chiudere qua. Io ti ringrazio di nuovo Davide e lascerai la parola a Remo. Sì, grazie molte, sia dell'esposizione chiara ed esauriente, sia anche degli spunti che ci ha dato. Sì, penso soltanto al tema dell'emancipazione femminile che è stato trattato e delle sue inevitabili resistenze, non giustificabili, però sì, sicuramente inevitabili e quasi naturali, mi verrebbe da dire. E poi il tema importantissimo dell'interconnessione, della globalizzazione, per cui
luoghi, regioni e conflitti anche diversi in qualche maniera si confrontano e si scambiano. Grazie ancora a chi ci ha seguito, grazie ancora a Davide Grasso. Rimando ancora alla lettura del suo libro Il fiore del deserto per cogliere altre intuizioni e altri approfondimenti sul tema della Siria. Ringrazio ancora Federico Venturini per aver condotto l'incontro e vi rimando al 6 aprile per l'ultimo appuntamento. Avremo con noi Barbara Spinelli e Sara Montinaro. Sara Montinaro è l'autrice di Daesh, Viaggio nella bandiera del male, che sarà il libro che presenteremo appunto in quell'occasione. E poi vi rimando ovviamente al Festival Vicino e Lontano dall'11 al 15 maggio per questi ed altri approfondimenti. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie, buona serata.